Lo stadio Euganeo di Padova, è tempo di derby per il campionato di Serie B, la 30ª giornata agli ordini del signor Giancola Di Vasto. Padova-Vicenza, Vicenza alla sinistra ai vostri teleschermi, che batte adesso il fischio d'inizio con la completa divisa nera con le bande sulle maniche bianco-rosse, il Padova nella tradizionale divisa bianca. Buonasera da Francesco Formaggio, pronti per questo derby, manco a dirlo, anche questa partita fondamentale per il cammino dei biancorossi alla ricerca disperata di punti salvezza al cospetto di una squadra che ha appena sbancato il Bentegodi, è in piena zona playoff e ci crede pienamente in questo finale di campionato. Attenzione, perché c'è subito un intervento che vede protagonista Brighenti, che resta a terra nel contrasto con Babacar. Calcio di punizione fischiato da Giancola, che evidentemente vuole tenere subito tranquilli gli animi. E allora, come dicevo, Padova reduce dalla bella vittoria di Verona alla ricerca di conferme, di punti fondamentali per proseguire nella sua rincorsa al posto playoff. 8 punti nelle ultime 5 partite per i biancoscudati. Il Vicenza, che arriva dopo la sconfitta patita nell'ultima giornata in casa con il Bari, una sconfitta particolarmente pesante che costringe i biancorossi dell'ex Alessandro Dal Canto oggi ad uscire dall'Euganeo assolutamente con dei punti. Le formazioni delle due squadre: cominciamo con i padovani: Silvestri, Rispoli legati, Trevisan, Renzetti, De Feudis, Iori, Viviani, Farias, Babacar, Cutolo. E un Vicenza è nella prima proiezione offensiva dopo 1 minuto e 30 secondi. Risponde il Vicenza con il consueto 4-4-2: Bremec, Brighenti, Camisa, Milanovic, Lazco, Bellazzini, Cinelli, Castiglia, Semioli, Bojinov e Malonga. Ciaramitaro fuori per squalifica. Giocano Cinelli e Castiglia come centrali di centrocampo. Vediamo subito che Bellazzini si è posizionato alla destra del quartetto di centrocampo della formazione di Dal Canto. Alla sinistra ovviamente c'è Semioli, davanti il tandem scelto è Bojinov-Malonga. Entriamo in cronaca diretta dopo 2 minuti e 10 secondi. L'iniziativa aspetta i padroni di casa con Renzetti, che in dribbling cerca di superare Bellazzini, cade a terra Bellazzini, prosegue l'azione Renzetti, allarga il gioco su Babacar, tiene palla Babacar, cerca Cutolo, Cutolo centralmente di nuovo su Viviani, Viviani a cercare l'iniziativa di Iori, da Iori il contatto con il pallone preso da Semioli. Si lamentano i giocatori del Padova per un presunto fallo di mano che l'arbitro Giancola non ritiene di dover sanzionare. Ancora Semioli sulla fascia destra dopo l'1-2 con Bellazzini. Semioli va a guadagnare la rimessa laterale, ci sarà il Vicenza in proiezione offensiva al 4° minuto, ancora con Bellazzini, Bellazzini che punta a Renzetti, viene fermato per un attimo, il tocco ancora verso Brighenti, ancora Bellazzini che punta di nuovo l'esterno sinistro di Colomba, il cross di Bellazzini, Cinelli lascia scorrere, tiro di Castiglia, il Vicenza in vantaggio, il Vicenza in vantaggio, 4 minuti di gioco, Luca Castiglia, quinto gol in campionato, e Castiglia festeggia il rientro in formazione con il gol dell'1-0. Castiglia dopo l'azione di Bellazzini, il velo centrale, il tiro con il sinistro, quinto gol di Castiglia e la squadra di Dal Canto è in vantaggio al 4° minuto di gioco. Inizio sorprendente, se vogliamo, della partita, con un Vicenza che alla prima azione offensiva è andato a rete. È bastata l'iniziativa di Bellazzini, che ha saltato netto Renzetti. E così partita che si mette su binari assolutamente favorevoli alla squadra biancorossa. Il gol di Castiglia in apertura di partita è senz'altro una boccata d'ossigeno, non solo sotto il profilo del punteggio, ma anche sotto il profilo del morale, per una squadra che aveva assolutamente bisogno di ritrovarsi dopo il KO con il Bari. 1-0, Babacar, posizione irregolare di Aniello Cutolo, che poi trova un pallonetto e finisce in rete, ma Cutolo era in fuorigioco secondo la segnalazione del guardalinee. Quindi inizio davvero sopra ogni attesa per il Vicenza, che passa in vantaggio al 4° minuto con Castiglia. Partita appena iniziata.